C'è un'azione civile di responsabilità pendente avanti al Tribunale di Venezia e in quella sede mi auguro che siano richieste e ottenute necessariamente misure conservative sui beni dei soggetti convenuti e tra di essi del ragionier console. Spera che la giustizia civile faccia ciò che quella penale sta lasciando andare. La professionalità gli impedisce di esprimere l'amarezza personale per la decisione della Procura di Treviso di dissequestrare i beni dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli e della moglie Maria Rita Savastano. Fadalti, da storico professionista del Palazzo di Giustizia di Treviso, non ha nulla da eccepire sulla motivazione tecnica che ha portato il pubblico ministero Massimo De Bortoli a chiedere il dissequestro di una vera e propria fortuna valutata dalla Guardia di Finanza in oltre 45 milioni di euro. A suo tempo il sequestro sui beni del ragionier Consoli conseguiva alla contestazione di 5 episodi che avrebbero rappresentato un ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza. Una consulenza fatta svolgere dal pubblico ministero al dottor Parisi, funzionario ispettivo della Banca d'Italia, ha concluso che queste operazioni sono state del tutto irrilevanti. Quindi, cadute le imputazioni, cadono anche i provvedimenti annessi e il sequestro preventivo è il primo tra questi. Tra l'altro, con questa decisione quasi si assolve pure l'operato di Banca d'Italia, che non sarebbe stata deviata da informazioni nascoste dalla dirigenza di Veneto Banca. Altro aspetto amaro di una vicenda che secondo Fadalti sarà consegnata alla storia come attacco all'economia del Veneto. Ma ben altri istituti di credito avevano e hanno situazioni peggiori. Si pensi alla Monte dei Paschi di Siena, che è stato salvato, si pensi alla Banca Popolare di Bari, per la quale è in corso il salvataggio, si pensi a Carige. Ed è proprio sul salvataggio della Banca di Bari che ci sono le maggiori recriminazioni dei risparmiatori truffati, nei confronti di una politica che, almeno sulle banche, evidentemente sta privilegiando il sud al nord. Qui si è voluto colpire un territorio, una realtà e forse anche una politica.